Non sappiamo se e quando ripartirà e come ripartirà, quindi la vedo molto dura, la vedo molto dura. Io sono sempre stato uno di quelli che ha sempre visto il bicchiere mezzo pieno e stavolta comincio ad avere qualche dubbio che ci sia ancora qualcosa dentro questo bicchiere. Una voce per tutti gli imprenditori che vivono in tensione questo tempo di contagio e di fermo quasi totale della produzione. E a questa voce la nostra Camera di Commercio cerca di dare una risposta, analizzando la situazione per indicare già da ora quali dovranno essere le linee di intervento già il giorno dopo la fine del contagio. I numeri sono da tempo di guerra, oltre il 50% di imprese chiuse con dipendenti in cassa integrazione, già 400 milioni di perdita solo per la marca trevigiana calcolata negli ultimi 15 giorni, che diventano 1,5 miliardi di euro per il Veneto. A questo va sommata la perdita incalcolabile del portafoglio clienti, passato con il fermo produzione ai concorrenti stranieri, il più delle volte con contratti vincolanti almeno per 5 anni. Ma non basta, ferma tutta la filiera turistica che deve già guardare alla stagione invernale 2020-2021 per avere i primi ritorni da mercati importanti come Germania e Francia. Insomma, mesi di grandi incognite, dove gli interventi economici devono essere come un vero e proprio antidoto alla carestia. I primi provvedimenti sono proprio quelli legati al credito, perché bisogna sostenere queste imprese, soprattutto le microimprese, le piccole imprese, quelle del commercio. Spostare di 4 giorni il versamento IVA, oppure spostare di qualche mese gli adempimenti fiscali non serve a salvare le imprese, assolutamente. L'altro intervento è quello di intervenire presso la BCE, quindi l'Eurotower, perché cambiano le regole di Basilea 3, perché con questi parametri qui le nostre aziende non possono accedere al credito. Già in regime normale, figuriamoci adesso. Per il Presidente Pozza, nei prossimi decreti governativi dovranno esserci certezze e liquidità, credito bancario e congelamento delle imposte, per non ripetere gli errori e gli orrori del 2008. Il Veneto è stata la regione che ha dato un contributo in vite umane più alto di tutta Italia. Quindi abbiamo quella esperienza. Ci salviamo dal coronavirus, ma dobbiamo salvare gli imprenditori anche dopo il coronavirus. Direi proprio di sì, bisogna combattere la pestilenza, ma non creare la carestia. Bisogna assolutamente che ci sia questo piano Marshall, che il governo liberi le risorse per far partire tutti quei cantieri pubblici che sono fermi e di mettere nel mercato della liquidità in modo tale da sostenere tutte le imprese, soprattutto quelle piccole e medie che sono l'ossatura del nostro paese, l'ossatura del nostro Veneto, e solo così si potrà ripartire.